we got to be better. We turn the ball over too much and giving them easy layups, so we'll be better in the second half. Sì, abbiamo fatto un secondo tempo molto più concreto del primo, anche se devo dire, numeri alla mano, in difesa avremmo voluto fare di più, ma va benissimo così. Quello che ci tengo a dire è che questa è la vittoria del gruppo, un gruppo di giocatori che ha passato momenti difficili, di risultati e non solo, un gruppo di giocatori che nell'ultimo mese e mezzo, due, vede aprirsi e chiudersi le porte dello spogliatoio di continuo e, posso permettermi di dire, è molto difficile continuare a performare quando purtroppo lo spogliatoio si apre e si chiude di continuo. Quindi devo veramente fare un grande applauso a questo gruppo di ragazzi che indipendentemente da tutto, giorno dopo giorno viene con grande motivazione, con grande energia, con grande spirito, e questi sono i risultati. Ora si può guardare alla classifica con più serenità, insomma. Possiamo guardare alla prossima settimana. Dopo la partita di Venezia, quando sono arrivato in spogliatoio, ho detto che ci sarebbero state altre 8 settimane di lavoro. Il nostro approccio, il mio approccio non cambia. Ci sono altre 6 settimane di lavoro. Vediamo da qui a 6 settimane che cosa riusciamo a mettere insieme. Man, I'm just so proud of the team for coming together. We knew it was going to be a tough one after we got that win last week, but we stuck it out and we got the dub, and more to come, more to come. Like I said before, I believe. How much is important this win for the standings? It's great, you know, we still want to string together a couple. I know everybody's kind of been fearful about relegation, but we kind of put that behind us as we move forward and just focus on being the best team we could be.